tramite l'innovazione e tramite la meccanizzazione riusciamo a ridurre quella che è la chimica, e usiamo il termine chimica per riferirsi all'utilizzo di diserbanti, sostituire il diserbante con la meccanizzazione per controllo delle malerbe, e oggi lo abbiamo visto, la meccanizzazione è talmente all'avanguardia dove che effettivamente mi può controllare le malerbe sul file come se ci fosse l'utilizzo di un normale diserbante. Per ultimo l'utilizzo degli agrofarmaci. L'agrofarmaco è comunque un farmaco, va utilizzato con conoscenza quando serve e quando è la giornata che magari serve fare il trattamento, ma bisogna cercare di utilizzarlo riducendo la deriva. Oggi i nostri agricoltori sono pronti ad investire, sono disponibili e vediamo che c'è tanta presenza, significa che l'interesse c'è la voglia di investire, c'è la voglia di costruire un futuro sano e genuino. Le novità in particolare sono un'entrata particolarmente importante dell'elettronica e localizzazione satellitare, che riesce a dare dei trattamenti più mirati e che monitoriamo in maniera efficace, e abbiamo poi anche la possibilità di miniaturizzare gli impianti. In particolare abbiamo anche quest'anno qui presenti delle macchine a recupero che però non sono sulle due file ma che lavorano sulla singola fila. Qui di fianco ne abbiamo una che consente di usare le macchine a recupero che tanto fanno risparmiare prodotti fitosanitari anche in zone di collina, in zone impervie e con filari particolarmente stretti.